ora in onda Potere al Popolo. Arrivo, santa polenta, ma non si può star via un attimo, stai via un attimo e succede di tutto di più. Cos'è che sta volando lì? È un drone? Un drone su Bellerio? Bene, va bene, no, ma ci sta. Ragazzi miei, capita ogni tanto che uno c'ha i suoi impegni, lo sapete, un esame, l'altro esame, gli esami non finiscono mai, ha detto qualcuno. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Sì, sono vero, ma davvero sono Sammy Varin, sono le 13:10, siamo in diretta, Potere al Popolo in versione pomeridiana, perché ci piace farlo strano, ci piace scombussolare le idee al nemico. E poi, che cavolo, qua te l'ho detto, stai via un attimo, c'è Mattarella. C'è Mattarella, stavo per dire nostro, il vostro, di qualcuno, presidente della Repubblica, che sta parlando alla flotilla, ragazzi. Mattarella parla alla flotilla. Una cosa che non avremmo mai pensato, ma anzi veramente io aspettavo, dicevo, strano che ancora non parli alla flotilla, non parla mai, quella volta che dice qualcosa parla alla flotilla. Accettate la disponibilità a trattare, non mettete a rischio la vostra incolumità, ha detto poco fa, sta dicendo in questo momento il Presidente della Repubblica alla flotilla. Ha invitato, scusate, le donne e gli uomini della missione, sono notizie che stanno arrivando adesso, della missione, ad accogliere la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme. Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta, valore, lo ripete, che si è espresso con ampia risonanza e significato, stiamo parlando del valore della flotilla, appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della flotilla. Come, scusa, solo uomini e donne? E gli altri? Cioè, perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, anch'esso impegnato con ho detto solo loro, se gli dici patriarcato, già smettono di ascoltarti, capito? Anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà è destinato a bambini, donne e uomini di Gaza. Questo è l'appello inviato poco fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla flotilla, che ieri avete sentito ha rifiutato l'appello del governo insomma a far avere in altro modo gli aiuti alla popolazione, e stavolta addirittura il Presidente della Repubblica, che ha parlato di valore di questa missione, fa l'appello alla flotilla. Quante fregate stiamo mandando? A che numero siamo? 5, 10? Solo due fregate stiamo mandando ai pacifisti, che chiaramente ti immagini quando arrivano i pacifisti, ma dici che gli grideranno quando arrivano le fregate davanti ai pacifisti, gli grideranno via via la polizia, secondo te? Cioè, ma sta succedendo di tutto di più, ragazzi, ma va bene, sì, ci buttiamo a pesce nella musica, perché lo sapete, Sammy Varin lancia solo artisti indipendenti. Poco fa c'è stato Caprini con la sua musica indipendente, la sua cultura che nessuno sa fare come lui. Adesso ci tuffiamo nella mia musica indipendente, proprio in apertura di trasmissione. Ci ritorna a salutare il grandissimo Nem, scritto con la N di Napoli, Empoli, Mike. Nem, la mente lavora e il cuore sta male. Si intitola proprio così questa canzone, il cuore sta male, ma abbiamo il salutino di Nem. Ve lo facciamo sentire. Buongiorno, buon pomeriggio a Radio Libertà, a tutti i telespettatori. Io sono Nem, mi presento, sono di Piossasco, faccio musica da un po' di tempo, qualcuno mi conosce, per chi non mi conosce, io faccio musica prettamente rap, ma che con il tempo ha preso dinamiche diverse, ovvero
ha avuto come dire, un contagio con, se vogliamo usare questo termine, visto che siamo anche nel periodo comunque in cui c'è stato anche il Covid, eccetera, ha subito comunque il contagio si è contaminata in pratica con altri generi. Andando avanti sta diventando più un genere R&B il mio, però questo è un brano, Il cuore sta male, che parla di una sofferenza passata con la mia ex Anna di Salerno, provincia di Salerno, che mi ha lasciato un segno ed è indelebile, e in questo brano ci sono tutte le emozioni di quel momento. L'ho scritto, produzione della base musicale ETA Studio, autore e voce io, e comunque trovate anche, cercando Nem Il cuore sta male su YouTube, su tutte le piattaforme oltre YouTube, Spotify, Apple Music, eccetera, eccetera, trovate tutto. Una richiesta che per noi artisti può sembrare una richiesta esagerata, quando poi in realtà può essere una richiesta minima, è quella da parte vostra di poter mettere un'iscrizione nel canale YouTube NemMC, Nem, diventato Nem, e anche sui canali digital stores, diciamo. E su Instagram potete seguirmi e trovarmi, NemMC, su Facebook la stessa cosa, c'è anche la mia pagina ufficiale, chi vuole aggiungermi come amico cerca Andrea Caputi. Ringrazio per questa opportunità il grande amico Sammy Verin. Ci conosciamo da un po' di anni e devo dire che è sempre stata una persona disponibile a mandarmi in onda, interessato comunque a ciò che scrivo, e è molto molto professionale nel lavoro che fa. Grazie Sammy. E nulla, questo è Il cuore sta male, capirete dal testo, diciamo, il mio messaggio diciamo, per questa canzone. Ama davvero con il tuo cuore, in tutte le circostanze. Come faccio senza te sopra il mio petto? L'uomo è uomo, rispetto il detto, ma qui le lacrime sono finite adesso. Come una droga, non fa più l'effetto, ma nella mente i miei sogni riportano l'inconscio. Mi tradisce mentre dormo, mi punisce la mia penna che rallenta il battito, lo sfogo, il necrologio segue me con odio, giuro fumo e mi fa male il linfonodo. So che qualcosa dentro sta cambiando, sono lo stesso, ma gli organi sono feriti, il cuore è fatto di 1000 cicatrici. Non c'è più carne, esente cerco tra gli uffici e non ti trovo, colpa mia per il lavoro, ma era un sogno, ama solo chi è geloso, fidati di me. Mi lascia fare un'incoerente a casa lacrimare, fingendo che il rapporto vada al naturale. Il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male. Il cuore sta male, il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male, il cuore sta male. Hanno vinto gli haters, usciti deboli, tu mi piacevi sì, con i tuoi bigodi, nessuno che comprende i vari lividi di circostanza, quei sorrisi fingono, la gente è falsa, io l'ho capito bro, sempre distratta dai suoi problemi e so che per i nostri non hanno tempo mai, solo discorsi, ciao caro come stai? Per questo evito di stare in giro troppo, degli altri me ne fotto, alimento l'ego, altrimenti perdo, ho la fortuna nell'addocchiare, di chi fidarmi so fiutare, ma qualsiasi cosa possa fare, distrarmi, addormentarmi o lavorare, su ogni via in cui passo ho lasciato RNA, quei ricordi salgono come reflusso su. Il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male, il cuore sta male, il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male, il cuore sta male, il cuore sta male, la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male, il cuore sta male, il cuore sta male, la
la testa lavora, la mente è sconnessa ed il cuore sta male, il cuore sta male. L'amore, avete problemi d'amore, affari, lavoro, tranquilli, c'è Mago Professor Varin, eccolo qui, il cuore sta male di Nem, proprio lui ci è venuto a trovare nel nostro Potere al Popolo in versione particolare, perché a quest'ora è da un po' di tempo che non sono più in onda, mi fa piacere essere quest'oggi venerdì con voi, anzi, se fa piacere anche voi, potete scrivermi al 340 67 09 659, che è il numero di WhatsApp di Radio Libertà, 340 67 09 659, oppure direttamente andare in diretta, certo, chiamando il numero fisso 02 92 94 7222. Vediamo un po' a proposito cosa ci scrivono gli ascoltatori, perché li abbiamo sempre belli tosti, eh. Allora spiegatemi perché l'Italia non può fare blocco navale come Israele nelle acque territoriali contro l'immigrazione clandestina dei criminali. Bella meditazione, eh? Niente male, ma ragazzi, ma inutile, non potete parlare di nulla, dovete parlare solo della flotilla. Signori, tutti i siti si sono aggiornati. Mi viene quasi da piangere, perché praticamente stiamo parlando di gente un po' particolare che c'è su questa flotilla, e che abbiamo tirato su come fossero degli eroi. Io l'ho detto, effettivamente è una cosa in più che bisogna fare per fermare la guerra, ma assolutamente. Peccato che alla fine è uno spottone gigantesco solo e soltanto per la sinistra. Io sulla flotilla ci avrei messo anche qualche parlamentare di centrodestra, oddio, non so che fine avrebbero fatto, però ce li avrei messi sopra. Insomma, c'è Mattarella che sta parlando alla flotilla: non mettete in pericolo la vostra incolumità, accettate la mediazione del patriarcato, che detta così, t'ho detto patriarcato maiuscolo, però nel senso che date ciò che c'è sulle vostre navi, le facciamo avere noi tranquilli attraverso il patriarcato, attraverso questo, quell'altro, cattolici, no? Ma loro ti sembra che facciano una cosa del genere? Ditemi un po' cosa fareste voi. Chiamate 0292947222 o inviate WhatsApp al 340 6709 659. Fa impressione perché davvero c'è stata questa attenzione mediatica gigantesca verso questa flotilla che mi ha stupito, forse in concomitanza con gli scontri dell'altro giorno e i droni cattivi che hanno sparato boom, proiettili esplodenti, come si chiamano, la polvere mi viene la polvere da starnutire, non scherzare Semi, è una cosa serissima, non si è fatto male nessuno, però è una cosa molto grave, se attacchi una nave italiana è come si attacchi l'Italia. Stanno succedendo cose e adesso c'è anche Zuppi, appunto il mediatore, che dice si può ancora creare un canale sicuro per portare gli aiuti, quindi non andate per forza nelle acque territoriali israeliane, perché le nostre 2 fregate non so cosa possono fare, oppure dichiariamo guerra certamente a Israele, che è quello che magari qualcuno vorrebbe. Sto via mezz'oretta, no? E succedono altre cose. Avete sentito sta roba dei nuovi dazi statunitensi? Il 100% sui farmaci, i mobili al 50%. Io che ho sempre sognato avere dei mobili americani, no, sono i dazi che fanno pagare sui nostri mobili. Camion al 25%. L'Unione Europea dice i patti erano diversi. Rimaniamo così a bocca, cosa stanno e poi la vicenda droni, ma non soltanto droni, signori, GPS e MiG, gli aeroplani che violano i confini, cosa sta su? Ma è allarme, rischio aeroporti in tilt, incidenti ad alta quota, cioè capisci che qua sono, ma non è un film, sono sul sito di Repubblica, ragazzi.
non ce la stanno mettendo giù un pochino strana, Parlo per voi gomblottisti, so bene che avete altre visioni. Fatemi sapere, certo, inviate messaggi come state facendo al 340 6709 659 che io certamente ve li passo, ve li leggo, perché se c'è una cosa che mi piace fare è sentire le vostre voci. E allora sentiamo chi vuole andare in diretta che cosa ha da dire. Pronto? Buongiorno signor Semmi, un po' in ritardo. Buongiorno, Buona siamo giornata. ritardati oggi, ma ci piace così. Allora, ho chiamato per il Propal. Allora, chi manifesta, signor Semmi, conosce la storia? Ci metto un bel punto di domanda. Allora, c'ero ancora su con quello che è successo alla stazione centrale di Milano. Comunque, questi manifestanti, signor Semmi, pro Gaza, conoscono la storia di Israele ancora prima che fosse dichiarata la Costituzione dello Stato di Israele. Quali siano state le persecuzioni, signor Semmi, ed il pogrom dell'ascesa dell'Islam? Quanta e quale fosse l'avversione nei confronti degli ebrei che non hanno mai abbassato la testa a costo della vita alla conversione? La storia, signor Semmi, bisognerebbe studiarla e si conoscerebbe il motivo dell'odio reciproco, secondo me. I manifestanti pensano che gli eredi della rappresaglia un domani non farebbero quello che ha fatto Hamas e scenderebbero in piazza a favore di Israele. L'antiebraismo e l'antisemitismo sono ormai nella cultura delle sinistre, secondo me. Non mi risulta che gli ebrei, a differenza degli arabi, abbiano mai consumato prevaricazioni e attentati nei confronti dei cristiani. È un problema tra l'Islam e Israele, signor Semmi, secondo me. La saluto e buona giornata. Grazie. Se avete qualche altro pensiero, ve l'ho detto, siamo una radio che si chiama Radio Libertà, se per caso ci avete trovato appunto per caso nella banda DAB della vostra radiolina, è interessante provare ad ascoltare qualcosa d'altro rispetto alla solita Radio Italia, Radio DJ, RTL. A volte uno si stufa, si stanca della solita musica, delle solite voci e dice ma proviamo a girare un po'. Nella banda DAB dell'autoradio e di qualsiasi ricevitore acquistato recentemente ci sono tantissime altre radio indipendenti che non fanno parte del grande magna musicale e politico, aggiungo, perché tu dici sei a Radio Libertà, però sei da Via Bellerio, sei della radio di centrodestra, no, è quella la differenza. Noi trasmettiamo tutto, sentiamo tutti, qualunque cosa vi giri per il cervello, qualunque pensiero abbiate su qualunque argomento, fate la prova, chiamate 02 9294 7222. Non potete parlare, fate la prova, inviate un messaggio al 340 6709 659. In qualunque momento del giorno o della notte voi inviate un messaggio, siete in onda con noi ed è fantastico, lo facciamo solo noi questa cosa. Chi è che c'è in diretta? Pronto? Ciao Semmi, sono Marco da Settimo Torinese. Poi Marco. Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao, senti, volevo solo fare un appunto. Sul sito di nicolaporro.it ci sono articoli che indicano la quantità di aiuti umanitari portati dalla flottiglia. In uno è stato fatto il calcolo pro capite per ogni palestinese della striscia, 23 grammi di aiuti per ogni palestinese della striscia. Questi sono gli aiuti umanitari che sta portando la flottiglia. Grazie per l'appunto, carissimo. È vero. E poi riflettici tu. Se ci devo riflettere mi viene da dire qualche parolaccia, però d'altronde, ripeto, che cosa si può fare per fermare la guerra? Un segnale l'hanno voluto dare questi della flottiglia. Il problema è che tutto viene strumentalizzato da una sinistra e questi della flottiglia sono così strumentalizzati che vanno a urlare Palestina libera, ma non dicono Palestina libera da Hamas. È questo che non si sognano neanche lontanamente di dire. E lì allora mi fermo, lì allora io dico anche come mai, Presidente della Repubblica,
oggi si fa sentire, addirittura la carica più alta del nostro Stato si fa sentire con questa gente, dicendogli non mettete in pericolo la vostra incolumità, accettate la mediazione del patriarcato, parla di valore di questa missione, valore di questa missione. Cosa sta succedendo? È chiaro, e poi tutto questo miscelato, no? Brasil, facciamo un bel cocktail con i droni che continuano ad apparire, adesso sono apparsi in Svezia, vicino a una base della Marina Militare, allerta in Danimarca, e poi MiG, caccia, certo, e se li abbattiamo scoppia la guerra mondiale. Insomma, un momentino particolare che secondo me, vi dico la mia, da giornalista che vale un cica frusta, io sono semplicemente un comunicatore, un radiofonico, se volete chiamatemi così, secondo me si sta gonfiando un po' troppo questa situazione, un palloncino che era piccolo piccolo che adesso si sta gonfiando a dismisura. Per quale motivo? Se vi viene in mente una risposta, 340-6709-659. Adesso noi ci fermiamo perché c'è la pausa, ci facciamo un'altra bella canzone indipendente, tra pochissimo arriva Gianni Negri con un pezzo bellissimo che si intitola Ai confini dell'urbano e poi torniamo a chiacchierare. Restate lì. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ciao a tutti gli amici di Radio Libertà, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è il mio ultimo singolo, Ai confini dell'urbano, scritto in collaborazione con Patrizia Colombo. Un saluto a tutti, a presto! Ti ho vista sfiorare i bordi della notte. Non lasci impronte, lasci graffi e sospiri, respiri piano per non far rumore come chi sa già, non ti fermerai che un attimo vorrei tenerti per la mano, se vuoi stare ti puoi fermare con me, lo so, sei fatta come il vento. Sei qui, ma poi tu voli via. Mi baci e scappi via. Lontano. Poi ritorni ancora sotto il cielo di Milano. In ogni tuo sospiro, tra sacro e profano. Ti perdo in partenza, mi lasci la mano, dentro questo vento ai confini dell'urbano. Ti muovi la notte, poi al risveglio non ci sei, coi passi leggeri, fossi in te mi fermerei, ti trattengo, ma poi tu mi sfiori e scompari. Hai il profumo del mistero inafferrabile. Mi baci e scappi via, lontano, poi ritorni ancora sotto il cielo di Milano, in ogni tuo sospiro, tra sacro e profano. Ti perdo in partenza, mi lasci la mano, dentro questo vento ai confini dell'urbano. Resti un mistero e non sei una presenza, resti un assaggio ma per me non sia abbastanza, resti tempesta, nessuna certezza, resti con me ma non ci sei. Mi baci, scappi via lontano, poi ritorni
cielo di Milano, in ogni tuo sospiro tra sacro e profano. Ti perdo in partenza, mi lasci la mano, dentro questo vento ai confini dell'urbano. Così fragile, urbano, sei urbano, mi lasci la mano, dentro questo vento ai confini dell'urbano. Ma bella questa canzone di Gianni Negri, la canzone dell'estate-autunno che si intitola Ai confini dell'urbano. Nell'era delle relazioni liquide, una pop balla tra intimità elettronica e malinconia metropolitana, e anche perché poi sono sempre meno quelli che vogliono stare a Milano. Ne parla oggi il Corriere della Sera, la grande fuga dalle città, e a Milano si scappa anche dall'Interland di Milano. Crescono gli acquisti nelle altre province. Capite insomma che quello che sta succedendo a Milano da qualche annetto non piace, se non a una certa cerchia di milanesi che sono quelli frinfron, con soldi, con molti soldi, e che vivono nel centro e non gliene fotte assolutamente nulla di nessuno, non gliene fotte nessuno di nulla, cioè vivono in un altro pianeta, capisci? Siamo noi che a Milano ci arriviamo per lavoro ed è sempre più difficile entrarvi. Siamo noi che viviamo nelle banlieue di Milano, dove comandano i Maranza, comandano queste gang, queste band che non suonano ma te le suonano, ti rapinano, ti violentano. Dove stiamo finendo? Anche qui vedi, se per un attimo non pensiamo, riuscite a non pensare alla flotilla per 5 minuti? Dai che vi passo Chiara Soldani. Ciao Chiara! Ciao Sammy, ben trovato, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ragazzi, Chiara Soldani vi promette di non parlare della flotilla, è vero? Prometti? Promesso, Sammy, parleremo di tante altre cose che faranno comunque arrabbiare. Sì, perché intanto succedono cose, ragazzi. Già, sì. Comprando qualunque giornale c'è soltanto la flotilla. Adesso c'è anche Mattarella che gli fa i complimenti alla flotilla. Bravi, però lasciate stare. E la Salis immune alla giustizia, l'eurovergogna che si è consumata pochi giorni fa. La Lega ha parlato di PPE traditore. Un po' più a destra e fuori dal governo si è puntato il dito addirittura verso il partito di Tajani, già per quel voto famoso che ha protetto la Salis. E poi la brutta cronaca, ragazzi, anche qui i giornali sono pieni di flotilla, ma si dimenticano della terribile cronaca immigratoria. Sarà che sono molto amici della flotilla quelli che fanno questi reati, e quindi pane e pomodoro col violentatore egiziano, mentre sul tram di Milano i marocchini aggrediscono il disabile. Sempre peggio, sono soltanto alcuni esempi. Già, questo è il nastro che abbiamo riassunto della settimana. Sentiamo cosa parla, come parla, se riusciamo a farla sentire anche sui social, ma non lo so, ci censurano sempre. Chiara Soldani, a te! Grazie Sammy, sì, effettivamente la censura è sempre dietro l'angolo, come purtroppo le notizie nefaste sul fronte cronaca, sempre quelle notizie scomode che cerchiamo di scovare, soprattutto di far emergere, perché chiaramente vanno un po' contro quella che diciamo sempre essere la narrazione buonista, antirazzista, perché è chiaro, poi quando tratti nello specifico delle nazionalità, di coloro che stuprano, molestano, eccetera, vieni bollato di razzismo, quando in realtà si fa semplicemente della sacrosanta e limpida cronaca, anche se questo ovviamente dà molto molto fastidio. Hai come sempre perfettamente gli ha avvolto il nastro e quindi seguirò insomma l'ordine che hai tracciato, Sammy. Pane e Pomodoro è una spiaggia molto frequentata e molto nota a Bari, è comunque una spiaggia dove continuano ad esserci tantissimi avventori, e ovviamente questo è valso anche il 21 settembre, oltretutto erano le ore 14 e cosa succede? Nonostante la spiaggia fosse appunto, come dicevo, ancora molto popolata, complice bellissime giornate che nel Sud Italia stanno ancora accompagnando i cittadini e anche gli ultimi turisti, insomma un episodio gravissimo che per fortuna non è degenerato ed è stato bloccato
con un tempismo, grazie a Dio, provvidenziale. Violenze e danni di una bambina di soli 10 anni, molestie chiaramente a sfondo sessuale. Fortunatamente, ripeto, non si è andati oltre, complice anche il fatto che sulla spiaggia ci fossero bagnini, insomma ci fossero parecchie persone che sono riuscite a bloccare il molestatore, trentenne egiziano, lo dobbiamo dire. Fosse stato anche norvegese l'avremmo detto ugualmente. È chiaro che non ne facciamo un discorso di nazionalità o colore della pelle. 21 settembre, ore 14, come dicevo, è stato prima bloccato, complici le urla, insomma, della bambina, che chiaramente si è molto spaventata e stava tranquillamente giocando in acqua. I bagnanti sono intervenuti, hanno immediatamente identificato l'uomo e in maniera molto tempestiva, come dicevo, sono intervenuti poi anche gli agenti e sono riusciti appunto ad arrestarlo. Questo è uno dei tantissimi episodi. Purtroppo ogni settimana ci troviamo a fare questo resoconto, un bollettino tremendo, nefasto, dove però l'incidenza della provenienza appunto di questi personaggi mediamente è sempre la stessa. Sarà probabilmente anche una pura casualità, può darsi, sta di fatto che questo è, e questo chiaramente dobbiamo raccontare. Fronte Salis, visto che molto spesso si parla di giustizia, di moralità, eccetera, visto che Ilaria Salis tanto si fregia di appartenere alla schiera dei buoni, dei corretti, di quelli che combattono le ingiustizie del mondo, insomma è stata graziata una volta ancora. Sappiamo che Ilaria Salis comunque sia tuttora sotto processo in Ungheria, quindi ribadendo tutto questo, il discorso dell'unità parlamentare chiaramente viene garantito, ma cosa succede? Succede che all'interno del Partito Popolare Europeo, facente parte Forza Italia, lo ricordiamo, c'è stato insomma qualcosa di abbastanza equivoco, che giustamente è stato condannato appunto dalla Lega. Succede che proprio grazie al voto del Partito Popolare Europeo, Ilaria Salis viene per l'ennesima volta graziata benevolmente. Eurovergogna, giustamente come ricordavi, hanno definito così gli esponenti della Lega. Eurovergogna targata a sinistra, ma ricordiamo anche targata traditori del centrodestra, perché comunque sappiamo Forza Italia essere in linea di massima un partito amico in teoria, poi nella pratica però ci sono questi comportamenti estremamente ambigui e giustamente ci si interroga all'interno della Lega, ma non soltanto, del ruolo di Tajani, che evidentemente è un ruolo, come in questo caso, un po' ambiguo, non si riesce a capire. Insomma, allora o condanniamo le nefandezze alla Ilaria Salis o altrimenti insomma ci spogliamo appunto delle vesti di alleati e sposiamo le cause della sinistra. Chiaramente la Lega, ripeto, parla anche di un errore da correggere e soprattutto di un pessimo esempio. Che esempio possiamo dare ai cittadini se riusciamo a livello europeo, quindi insomma in ambiti molto importanti, a tollerare delle condotte di questo tipo? Giustamente insomma è una domanda retorica e come sempre la risposta è pleonastica. Insomma la risposta la conosciamo tutti. Peccato che evidentemente in sede europea queste risposte siano un po' difficili da elaborare. Per quanto riguarda invece Milano, come giustamente dicevi Sammy, Milano è sempre più invivibile, città pericolosa, città ormai non più a dimensione di uomo, neppure di donna, perché lo sappiamo, insomma, è estremamente pericolosa per tutti i personaggi che gravitano. Un episodio gravissimo, ma sono state diffuse proprio nelle ultime ore le immagini che insomma riferiscono di questo atto davvero in modo vergognoso, soprattutto perché la vittima è un disabile, un ipovedente. Riavvolgiamo il nastro a livello cronologico, siamo al 12 agosto sul tram 15 via Mistaglia. 2 marocchini, e anche in questo caso dobbiamo riportare anche la nazionalità, aggrediscono in maniera molto violenta e ovviamente con furto, quindi non solo aggressione ma anche sottrazioni di beni personali, questo signore ipovedente, un 55enne italiano, che è stato oltretutto derubato di borse contenenti degli strumenti fondamentali per la sua disabilità, per un valore di circa 2.000 euro. Veramente scaraventato dal tram, quindi c'è stata proprio un'aggressione fisica veramente molto molto
violenta. Un'inaudita violenza, 2 arresti, in questo caso ricordiamo un 29enne e un 42enne, peraltro con precedenti, calci, pugni e appunto c'è stato questo furto di 2 borse, come dicevo, con 7 giorni di prognosi per la povera vittima al malcapitato. Stiamo parlando comunque di un tram molto affollato, stiamo parlando di orari normalissimi durante i quali comunque ci spostiamo tutti con i mezzi a Milano. I detenuti sono stati portati presso la casa circondariale Francesco di Cataldo di Milano, appunto, fortunatamente sono stati appunto identificati e arrestati. Milano tra l'altro è sempre più in mano ai maranza, lo sappiamo. Nella Milano di Beppe Sala si pensa a tante cose, meno che anche alla viabilità. Nel momento in cui ci sono forti piogge, come in questi giorni, abbiamo visto, insomma, la città va completamente in tilt. Insomma, Sammy, questo è il resoconto della settimana, sempre più amaro che dolce purtroppo, però insomma questa è la verità che dobbiamo raccontare. E minimo è che raccontiamo spesso e volentieri solo noi in certi particolari qui su Radio Libertà. Chiara Soldani da leggifuoco.it, anche in versione cartacea, chiedetelo in edicola. Grazie Chiara, buon weekend, ci risentiamo certamente la settimana prossima. Grazie a te Sammy, un abbraccio, buon weekend a tutti. Grazie, buon weekend, e se mai sarà un buon weekend dovrebbe smettere di piovere. Fammi mandare un abbraccio a tutti coloro che hanno avuto la casa allagata a Milano, ma soprattutto nell'Interland Brianzolo, ragazzi, Seveso e tante frazioncine di Seveso. Abbiamo visto immagini strazianti di tonnellate e tonnellate di roba buttata via, messa lì in strada, pronta per essere portata al macero, e queste sono cose che fanno veramente male. Intanto però certamente ritorniamo alla triste realtà, ci sono notizie anche su Garlasco, certamente è stato indagato l'ex procuratore, pare che fosse stato corrotto per scagionare Sempio, robe dell'altro mondo, tu dici, ma non è possibile? Sì, è possibile anche questo, bisogna tenerli svegli, no? I cittadini, altrimenti si addormentano. E poi naturalmente le notizie dalla Gran Bretagna, in Gran Bretagna arrivano le carte d'identità, Starmer rompe il tabù, insorgono destra e gruppi per la privacy, sono state violate le libertà. In Gran Bretagna la carta d'identità è sempre stata considerata uno strumento da stato di polizia, ma ora Starmer ha annunciato l'introduzione della Brit Card. Te capì? Sì. E poi se n'è andato Christian, ragazzi. Mamma mia, voi che avete vissuto gli anni 70-80 dal punto di vista musicale, è morto Christian, cantante simbolo degli anni 80, considerato Julio Iglesias italiano. Cara Daniela aveva una certa età certamente, ma era giovane e purtroppo la malattia se l'è portato via. Questi i titoli principali del sito elettronico del Corriere, ma naturalmente in primissimo piano oggi c'è Mattarella, il Presidente della Repubblica, che parla alla flotilla facendogli complimenti, e questo ci mancava alla collezione, ma poi dice: accettate la disponibilità a trattare, non mettete a rischio la vostra incolumità. Se lo dice Mattarella, ieri glielo ha proposto il governo di lasciare stare, adesso glielo dice Mattarella, cosa risponderà la flotilla? Uno sgarbo istituzionale, dire di no a Mattarella, che ne pensate? Intanto però sì, sono quasi sicuri di proseguire la missione quelli della flotilla. C'è chi sceglie di scendere e comincia ad avere un po' di fifa anche tra gli italiani. Non farò nomi né cognomi, ma visto che sono fermi mi pare a Creta in queste ore, c'è gente che dice vado, scendo giù un attimo a fare una passeggiata e poi sparisce, no? Sto scherzando, no, con tante scuse dice no, io torno a casa, eccetera. Sappiatelo, no, perché bisogna dirle anche queste cose, non è che facciamo finta di niente, cioè, bisogna assolutamente dirlo. Facciamo un giro sui Facebook dei nostri più amati, politici, perché giustamente intanto che tutti i siti internet, tutte le agenzie sono oscurate da ciò che accade nella flotilla, pare che esista soltanto la flotilla.
ci sono altre notizie che andrebbe la pena trattare. Ad esempio, Silvia Sardone, vice segretaria della Lega, è stata la più applaudita a Pontida domenica scorsa. Poi avremo anche un flash da Pontida perché abbiamo raccolto interviste, saluti. Devo ancora ringraziare i tantissimi di voi che ci siete venuti a trovare allo stand di Radio Libertà. Ho ancora negli occhi le vostre immagini, i vostri abbracci, e voi avete sicuramente a casa qualche gadget, perché se siete venuti a trovarci allo stand di Radio Libertà vi siete portati a casa qualche cosa come un portachiavi, la fotografia di Sammy Varin con la parrucca verde, la polenta, lo so, il mestolo con scritto Radio Libertà, tante cosettine che sono sciocchezzuole ma servono anche a farci ricordare, e poi sono da collezione perché le abbiamo prodotte col cuore in quantità limitatissime. Ma una cosa non avete? Brava Sveva che ce lo sta facendo vedere in radiovisione: l'orologio di Radio Libertà con le firme di coloro che ci sono passati a salutare allo stand, compresi i politici. Adesso chi ci sta guardando in radiovisione vede da vicino le firme. Alcuni politici sono molto visibili, ad esempio guarda intorno alle 5 del pomeriggio Roberto Vannacci, il generale Vannacci ha firmato questo orologio, ma c'è la Sardone, c'è la Tovaglieri, ragazzi ce ne sono tanti, Candiani, sì, e poi li sentiamo anche nei saluti. Ci sono ascoltatori da ogni parte d'Italia. C'è la figlia del secessionista Doddore Meloni dalla Sardegna. Da Riace, certo, è il nostro fedele che ci viene sempre a salutare ogni anno a Pontida. L'Ernestino Roveda, quello del vino, guarda, c'è anche la mia firma, Sammy Varin. Ci sono decine e decine di firme in questo orologio, vero, con le lancette che girano. Ce lo abbiamo qua nei nostri studi, visto che gli altri li abbiamo veramente fatti fuori in poche ore. Siamo stati a Pontida dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio, ma già alle 10 ce n'erano pochi di gadget da dar via, e vi ringrazio. Manca questo orologio, e l'appello figlio d'Apollo di Sammy Varin è proprio questo: a chi lo do questo orologio? Tocca a voi ascoltatori entusiasti di Radio Libertà, voi che volete sostenere Radio Libertà perché vi sembra una voce importante, assolutamente fuori dal coro. Fatevi avanti, scrivete ad esempio un WhatsApp al 340 6709 659, fate la vostra offerta. Qual è il contributo volontario che potreste dare a Radio Libertà per questo orologio firmato da ascoltatori e ascoltatrici politici della Lega in quel di Pontida domenica scorsa? Punto di domanda. Certo, passerà qualche giorno, non so quanti giorni rimarrà nei nostri studi, perché poi siamo una delle poche radio con accesso libero. Se ci venite a trovare a Milano in via Bellerio 41, e non è che vi chiediamo la carta d'identità per entrare, entrate tranquillamente, vi offro un caffè padano e magari appunto vi potrebbe interessare questo incredibile orologio firmato. D'accordo? D'accordo. E certamente tutta questa chiacchierata per dirvi che sta succedendo altro rispetto alla flotilla. E allora, ad esempio, ci colleghiamo con Silvia Sardone dalla sua pagina Facebook. Che pena la sinistra che si oppone ai rimpatri. Guarda un po', ce ne eravamo dimenticati. Sul cursore sentiamo che cosa dice Silvia Sardone. L'obiettivo di affrontare seriamente la questione immigrazione deve essere una priorità per l'Unione Europea. Vede, io arrivo da un paese dove una certa parte politica, la sinistra, ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia, ricorso contro il mio governo, contro il governo italiano, proprio a riguardo dei cosiddetti paesi sicuri. Diciamo che dopo questo regolamento non ci saranno più scuse. Verranno identificati quelli che sono i paesi sicuri e quindi potremo finalmente fare i rimpatri che i cittadini ci chiedono anche solo per la sicurezza delle nostre città e anche perché
il paese al quale arrivo, l'Italia, è stato per troppo tempo considerato il campo profughi d'Europa, che poi profughi non sono, perché pensate che delle richieste di asilo totali, quelli provenienti da ben 37 paesi extraeuropei vengono accolte solo per il 20%. Vuol dire che l'80% di 37 paesi non ha alcun diritto di stare nel nostro territorio e quindi deve essere rimpatriato. Punto. Io credo che il regolamento sui paesi sicuri sia una buona partenza, perché una volta approvato permetterà agli Stati membri di valutare in modo più rapido e trasparente le richieste di asilo che, come è noto, e come dicevo poc'anzi, nella maggior parte dei casi vengono respinte. E l'Europa, dopo anni di inerzia, ha bisogno di decisioni rapide, veloci. Io mi auguro e ci auguriamo che la lista dei paesi sicuri venga ampliata, non ridotta. Però anche in questo caso vedo che la sinistra cerca di ostacolare i lavori, dicendo che bisogna prima fare una valutazione di impatto, poi ci vuole un parere del servizio giuridico, poi magari facciamo anche che tutti i satelliti e i pianeti si mettono tutti nella stessa linea e poi finalmente forse riusciremo ad avere una lista dei paesi sicuri. Però, e lo dico con il relatore che sta sorridendo, presto o tardi non avrete più scuse e non sarò io a dirlo, saranno i cittadini e nel nostro paese ve lo ricordano già ad ogni tornata elettorale. Grazie. Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, la più applaudita domenica scorsa a Pontida, altro che generale Vannacci. Chiaro, Vannacci è il nostro eroe, perché comunque è la punta di diamante in questo momento che attira l'attenzione di tutti i mass media. Ve lo ricordo anche quest'anno, quando Pontida si era svuotata, la gente non andava a casa, era ferma allo stand dove si vendeva il libro di Vannacci per farglielo firmare. E vi ricordo che Vannacci si è fermato fino all'ultimo a fare tutti gli autografi finché non c'era più nessuno, capito? Quindi grandissimo Vannacci. Ma la più applaudita e meno scritta sui quotidiani questa settimana è stata proprio lei, Silvia Sardone. È stata un po' la sorpresa, forse perché era anche la primissima volta da vice segretaria della Lega, oltre chiaramente a Vannacci, anche lui vice segretario, è stata la prima volta che saliva sul palco di Pontida e ha infiammato i cuori dei leghisti e non solo dei leghisti. E soprattutto, ripeto, dice le cose che pensiamo tutti noi, i Mau Mau col barbone, insomma, diciamo, allora è una terminologia. Mau Mau risale a circa 10 o forse più anni fa. Mau Mau venne citato, mi ricordo bene, da un certo Gabriele Zeggio, l'uomo gazebo. Ai tempi si occupava lui dei gadget di Radio Libertà, ci chiamavamo Radio Padania, Radio RPL, nella trasmissione Potere al Popolo, no magari, nella trasmissione Padania Sveglia di Sammy Varin, quando andava in onda dalle 6 alle 7:30 del mattino, facevamo un duetto, io e Gabriele Zeggio, e lui quando parlava degli immigrati cattivi che combinano casini, gli chiamava proprio così, Mau Mau, qualcosa che Gabriele, ti salutiamo chiaramente con tanta gente che ha fatto incredibili battaglie con noi. In questo caso è una persona che ci dava una grandissima mano sul fronte gadget. Adesso abbiamo Grimoldi, Marco, lui l'uomo gazebo del momento, e come vedete di gadget ve ne ha rifilati di tutto, di più, e non è ancora finita, mi ha detto che se ne stanno inventando di nuovi. Questo per dire che stiamo facendo squadra su tantissime argomentazioni. Per quanto concerne la politica, ognuno ha le sue corde, ognuno trasmette le sue emozioni utilizzando anche terminologie diverse. Dicevamo la Sardone veemente, potente, il Vannacci molto più aggraziato ma altrettanto puntiglioso, e piace moltissimo per questo, è un po' il Borghezio del 2025, ma riesce a intercettare un pubblico diverso, non soltanto quelli che sono arrabbiati, ma anche quelli che dicono: ma
forse effettivamente ha ragione e lo sentono parlare bene, ma poi la Lega e tantissime altre terminologie politiche, da Matteo Salvini a Molinari al segretario della Lega Lombarda e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, insomma c'è tanta comunicazione all'interno della Lega, soprattutto ci siete voi, cari ascoltatori, leghisti o non leghisti, di destra o di sinistra, che approfittate di questa radio per dare un vostro parere su quanto sta avvenendo, e anche in questo caso potete farlo. Sono le 14, siamo in diretta, è una puntata particolare questa di Potere al Popolo, il Semivarine solo per oggi venerdì è in onda dalle 13 alle 15, quindi abbiamo ancora un'ora per blaterare di tutto, di quello che gli altri secondo voi non parlano, inviando messaggi al 340 6709 659 o chiamando addirittura in diretta allo 0292 94 7222. Pochi minuti di pausa, poi la canzone indipendente, e oggi si balla con i Rock 80. Dal 1982 ascolteremo Angry Like a Wolf dei Duran Duran, il secondo singolo dall'album Rio, ve lo ricordate? Che storie! E poi avremo modo certamente di sentire qualche vostro messaggio e anche qualche messaggio particolare che ci è arrivato domenica scorsa da Pontida. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sono qui per i lavori socialmente utili. Serve qualcosa? No, serve che vai fuori dei maroni, dai. Max Angioni e Diego Abatantuono. Io c'ho la calamita per sti vecchi pazzi. Dovrebbero fare Parlando con le stampelle. Esprimi un desiderio. Dal 25 settembre al cinema. Sono Bob Ferguson, ero nel French 75. Leonardo DiCaprio. Hanno preso Willa, la mia unica figlia, e ora danno la caccia a noi. Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Chase Infinity. Immagino che siamo al capolinea, eh? Non tu, da Paul Thomas Anderson. Una battaglia dopo l'altra, dal 25 settembre al cinema. Volete venire a Cat Francisco con noi? Tenetevi forte! Le cinture, gatti gabbi, si va? Per un'avventura gattastica! È ora di diventare piccola! Il fenomeno TV arriva al cinema! Abbiamo il glitter ovunque! Ovunque? La casa delle bambole di Gabby, il film! Dal 25 settembre al cinema! Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà, noi siamo i Rock 80, Francesco Rocchi alla batteria, Mino Trapani al basso e Alessio Vergani alla chitarra. Ragazzi, è uscito il nostro primo album, 12 cover rigorosamente anni 80, ma canzoni rivisitate e riarrangiate per l'occasione. Eye of the Tiger dei Survivor, Relax dei Frankie Goes to Hollywood, Touch Me, Samantha Fox, Bette Davis Eyes, Such a Shame dei Tall Talk, per citarne alcune. Fatemi però ringraziare i cantanti Franco Campanella e Saverio Cucinotta e le splendide voci di Gianna Della Corte e Sara Matera. Allora, pronti a rituffarvi nella gloriosa Milano da bere anni 80? Noi ci siamo, dai Rock 80, un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Give me a sign and catch me breathing even closer behind. And that's really the ground. I'm on the hunt, I'm after you. Smell like a sound. I'm lost in the crowd, and I'm hungry like the world. Surrounded in light and discord and prime. I'm on the hunt, I'm after you. Mouth is a lie.
with juices like wine, and I'm hungry like the world. Stuck in the forest, too close to hide. I'll be upon you by the moonlight side. Do, 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 do. Like blood drowning on your skin is so tight. You feel my heat, I'm just a moment behind. Do, 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 do. And touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you. A scent of a sound, I'm lost and I'm found, and I'm hungry like the world. Strung on a line, if this girl and rhyme, I hold and wine, I'm after you. Mouth is alive, I'm running inside, and I'm hungry like the world. Burning the ground, I break from the crowd. I'm on the hunt, I'm after you. I smell like a sound, I'm lost and I'm found, and I'm hungry like the world. It's run on the line, it's just good and bright. I'm on the hunt, I'm after you. Money's alive, with juices like wine, and I'm hungry like the world. No, rimettila da capo, la rivoglio, signori, che tempi, anno 1982, Hungry Like a Wolf, sono i Duran Duran, ma loro sono i Rock 80, scritto tutto attaccato con la C, Rock 80. Sarà che il leader di questa band è Francesco Rocchi, che qualcuno magari gli viene in mente, ma io l'ho già sentito, questo è campo sportivo, non dico niente di più, però ragazzi è un intero album uscito quest'estate di rievocazioni mistiche anni 80 o giù di lì. Se avete vissuto quegli anni dovete cercarli su YouTube, Rock 80, soprattutto voi che magari avete vissuto quegli anni attraverso le radio private, le radio libere, o che magari la radio l'avete fatta come il sottoscritto Sammy Varin. Ricordiamo bene, è puntare il disco, è andare in preascolto, lo dovevi puntare, facevi mezzo giro indietro, poi dipendeva anche dal giradischi, se era un SL 1200 partiva subito, se era qualche ciofeca ci voleva mezzo giro ancora. Che storie! E se la puntina saltava, cosa bisognava fare? Cacchiolina, c'era qualche canzone un po' rovinata magari, si metteva sopra 100 lire, già sopra la testina e del giradischi, così non saltava e anzi addirittura si ricomponeva il solco. Robe dell'altro mondo, pensarci in questo momento, nel momento della musica che più liquida non si può, e delle schifezze che ti rifilano, che ti obbligano ad ascoltare e a scaricare e a comprare, perché tutte le radio si mettono d'accordo, bisogna mandare questa, quell'altra, ma cosa credi che non mi arrivano anche a me le digitalate sulla posta sammy.varin@radiolibertà.net, ma arrivano come le proposte delle case discografiche, ma io trasmetto soltanto artisti indipendenti, come ad esempio i Rock 80, appunto, che fanno cover ma sono indipendentissimi, non fanno capo a nessuna casa discografica importante, sono autoproduzioni, gente che lavora e che fa questo per uno spirito
puro spirito di comunicazione, e come molti di voi fate ascoltando questa radio e intervenendo come state facendo al WhatsApp 340 6709 659. Tra poco vi leggo qualche messaggio, ma giustamente ve l'avevo promesso, rievochiamo la Pontida di quest'anno. Sono passati solo pochi giorni, praticamente domenica scorsa abbiamo festeggiato sul Sacro Pratone da tutta Italia, se ne siete venuti a trovarci. Beh, direi che è il caso di ritornare a Pontida. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Beh, persino il grande capo Umberto Bossi ha abbracciato questa Pontida, anche se non è riuscito a intervenire, dando ragione alla Lega su questa carta del nord della Lombardia che avete firmato in centinaia e centinaia per mettere giù dei paletti ben precisi riguardanti il futuro di questo paese. Certamente Roma Capitale, abbiamo dato nuovi poteri a questa bellissima, importantissima città, ma è il nord che tira l'Italia. È il nord, la locomotiva d'Italia, è la Lombardia che tira l'Italia. E ogni tanto fanno capolino anche quegli articoli che dicono che la Lombardia, se fosse indipendente, sarebbe uno degli stati più potenti non soltanto dell'Europa dal punto di vista del PIL. No, non parliamo d'altro, sennò esce fuori il semivarin secessionista. No, cambiamo subito argomento, ma andiamo, vi dicevo, a Pontida, perché siete venuti a trovarci in tantissimi al nostro gazebo. Avete firmato, come vi dicevo, il magico orologio di Radio Libertà. Tra quelli che ci sono venuti a trovare, anzi che hanno fatto tappa proprio al gazebo, nel senso che era lì seduto insieme a noi, insieme a voi, c'è Simone Ratti. Chi è questo Simone Ratti? È un militante leghista celodurista, pochino vannacciano appena quel che basta, ma soprattutto è colui che sta facendo ripartire in squadra con tanti altri della Lega la sezione della Lega di Martinengo in provincia di Bergamo, insieme a Omar Bassani e a tanta bella gente che giustamente non tradisce gli ideali come qualcun altro sta facendo. E allora sentiamo cosa ci ha raccontato proprio lui, Simone Ratti, domenica scorsa sul Sacro Prato di Pontida. Se parte, attenzione, non è detto, potrebbe non partire, no? E se non parte lo faremo partire in futuro, perché probabilmente, eccolo qua, è un po' pesante il video, sono quasi 2 minuti di chiacchierata. Vai Simone. Guarda chi è venuto a trovarci al nostro gazebo, un personaggio molto di peso, Martinengo, sezione in Martinengo. Come qua? Ciao a tutti ragazzi. Come mai qua a Pontida? Perché oggi la sovranità palpita, il sovranismo ha battuto il colpo e da oggi, con tutte le schiere di noi barbari compattate, di noi barbari leghisti, per questo nuovo giuramento sul Pratone di Pontida, ripartiamo a caccia della sovranità persa. Da oggi, ragazzi, padroni a casa nostra è il nuovo mantra, ricordatevi. Frasi molto riflessive, sì, frasi molto... Idem sentire, padroni a casa nostra sono sovranismo al cubo. Il federalismo e l'autonomia sono la filiera corta della sovranità, perché il corpo elettorale, cioè i detentori della res publica, i detentori del demos kratos, cioè il potere del popolo, ok? Sono tramite il federalismo e l'autonomia vicini la politica come intermediazione a una filiera corta tra il popolo e le istituzioni. Quindi, di nuovo, mandatelo a mente come un mantra. Identità, quindi, padroni a casa nostra,
e idem sentire sono sovranismo al cubo e l'autonomia e il federalismo sono quelli che lo sublimano. Ciao! Perfetto, ciao, grazie. Interessante, interessante. Il Simone Ratti dal gazebo di Radio Libertà in quelle di Pontida domenica scorsa. È proprio così, ha parlato di sovranismo e autonomia. E guarda caso, voi che vi siete intrattenuti con Sammy Varin qualche minuto al nostro gazebo, era proprio quello che vi dicevo a proposito del generale Vannacci. Cosa vi dicevo? Ho detto anche a qualche giornalista che a Vannacci dobbiamo insegnare quella parola. Già, generale, prova a ripetere insieme a me. Autonomia. È così, scherzando, chiaramente, mi permetto. Ragazzi, l'ha imparata, la sta imparando. Se cercate il generale Vannacci su Instagram, proprio negli ultimi giorni ha cominciato a parlare in maniera ma anche più approfondita del normale. Prima forse la citava in qualche discorso di autonomia. Quindi il sovranismo può davvero convivere con l'autonomia? Noi lo diciamo forse da 10 anni e qualcuno è arrivato all'ultimo momento come il generale Vannacci, giustamente bisogna spiegarglielo che è possibilissima la cosa, anzi. Cosa ne pensate? 340 67 09 659, ma al gazebo di Radio Libertà sono arrivati anche deputati, senatori, e allora facciamo un blin blin con il Qui Parlamento, dai. Qui Parlamento. E qui arriva Stefano Candiani, sentiamolo. Guarda chi ti ho trovato, lo conoscerai senz'altro, è il grandissimo Stefano Candiani. Eccoci qua. Da Tradate anche da Roma. E a Pontida soprattutto, perché questa è la vera festa della Lega, cioè da sempre qua ci troviamo col piacere di ascoltare la politica, di fare il punto della situazione, ma di fare una grande festa di popolo. Quindi tutti i popoli della nostra bella Padania, la gente, tutti i popoli che si sono aggiunti anche da tutto il resto d'Italia vengono qua a Pontida per sentire la voce della Lega, e da questo pratone si sente veramente il cuore e la voce della Lega battere forte. Ti ringrazio Stefano, sempre gentile. Ciao e grazie da Radio Libertà. Qui Parlamento. Un grande amico, un grande politico, Stefano Candiani, e lo sapete, ci sono belle cose che stanno bollendo in pentola in queste ore, anche dal punto di vista economico, e ve ne parlo tra poco. Intanto però, giustamente, vi dicevo anche gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Molti di voi ascoltano Sammy Varin su Radio Libertà proprio perché sanno che vi dico qualche evento che magari non trovate sul sito legaonline.it, dove ci sono comunque tutti gli interventi dei leghisti in televisione, ma qui parliamo anche degli appuntamenti territoriali, e sappiamo che ad esempio in Toscana tra qualche settimana si vota. Elezioni molto importanti, certo, la sinistra è avvantaggiata, ma la destra, il centrodestra sta governando e anche bene la stragrande maggioranza delle province della Toscana, quindi mi aspetto un risultato interessante, diciamo così, in Toscana, e magari potrebbe esserci qualche sorpresa. Sicuramente una sorpresa per chi ci ascolta da Massarosa, perché questa sera, venerdì 26 settembre, alle ore 18 al Tiffany Café arriva Roberto Vannacci. Roberto Vannacci a Massarosa, Toscana, questa sera ore 18 al Tiffany Café di via Sarzanese 341, e chiaramente se lo vedete me lo dovete salutare. Pietrasanta, provincia di Lucca, sì, per un'Italia identitaria, domani, sabato 27 alle 11:30, Pietrasanta è città candidata capitale dell'arte contemporanea, Roberto Vannacci parla alla sala Cecchi Pandolfini, Palazzo Municipale, Piazza Matteotti. Se avete parenti o amici che stanno a Pietrasanta,
è il caso di avvisarli. Ne parleremo con il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefani Giovannetti, Massimiliano Simoni, Edoardo Silos Labini, insieme, vi dicevo, al generale Roberto Vannacci, un evento portato avanti da Cultura e Identità di Silos Labini, che conosciamo bene. Stefano Bruno Galli, invece, per chi ci segue dalla Lombardia, sarà questa sera, venerdì 26 settembre alle ore 21, presso la sala consigliare di Piazza Mazzini 1 a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Grandissimo Stefano Bruno Galli. Si parla di autonomia e di cultura a tu per tu con Stefano Bruno Galli, con relatore, il nostro docente di storia delle dottrine delle istituzioni politiche nell'Università degli Studi di Milano. Partecipano il consigliere regionale della Lega Alessandra Cappellari e il deputato della Repubblica Italiana onorevole Andrea Dara. Lega e non soltanto, si parla di autonomia e di cultura questa sera alle ore 21 in quelle di Castel Goffredo in provincia di Mantova, sala consigliare, Piazza Mazzini numero 1. Ancora appuntamenti da non scordare, ma in questo caso è un intervento importante di chi effettivamente non ci sta alla boldrinata del giorno, io direi anche della settimana. Lo ha lanciato il quotidiano La Verità l'altro giorno, non ho fatto a meno di ricordarvelo e ve lo ricordo anche quest'oggi. Tra poco bisognerà firmare la carta, una carta particolare, una specie di permesso, quando usciremo con la nostra nuova ragazza, la nostra nuova fidanzata o semplicemente un'amica che abbiamo conosciuto da pochissimo. Meglio farle firmare una carta, almeno così ci invita a fare il Partito Democratico. Sentiamo cosa ne pensa il senatore Centinaio sul Cursore. La boldrinata del giorno. Mentre il mondo discute su Russia-Ucraina, Israele-Palestina, la nostra collega, un mito ormai, decide di fare una proposta di legge per il pass prima del rapporto sessuale, il consenso prima del rapporto sessuale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che d'ora in avanti, prima di avere un rapporto, prima di incontrarsi, prima di conoscersi, dovremmo firmarci delle autorizzazioni a vicenda per potersi baciare, per potersi toccare, per poterci parlare, per poter avere un rapporto. Sei un mito, veramente. Ormai non sai più che cosa inventarti, non sapete più che cosa inventarvi, perché ormai la sinistra allo sbando, per la sinistra allo sbando la priorità è questa. Il problema è che non siamo su Zelig, siamo in Parlamento. Grazie senatore Centinaio, vicepresidente del Senato, per averci parlato di qualcosa d'altro che non sia la flotilla, perché appunto se non si parla di flotilla, il PD dice queste cose, la proposta della deputata della Lega Laura Boldrini di far firmare un certificato per cui si può fare all'amore tranquillamente senza rischiare denunce. Guarda che io ci scherzo, ma cioè, è tutto vero. Io sono ben felice di aver vissuto gli anni 70-80 in giovinezza, perché adesso è un casino. È un casino anche, sì, per Tajani. E in questo caso, anche qui, ragazzi, noi non lo abbiamo mica attaccato Tajani. Diciamo che a volte non ci sta simpaticissimo, perché se la Lega dice una cosa e Tajani ne dice un'altra, uno dice, ma questo è di centrodestra oppure no? Chiaro che quando si salva la Salis, Ilaria Salis, in Europarlamento per un voto, e pare che quel voto provenga proprio dal PPE, e qualcuno si gira verso Tajani, addirittura lo indica col dito. Oh, quel qualcuno non siamo noi. Infatti, guarda la locandina, sveva l'attacco di Casa Pound a Tajani. Casa Pound, sì, è la destra, ma non fa parte del governo, attenzione. L'attacco di Casa Pound a Tajani, Salis eviterà il carcere grazie ai voti del PPE. Chi legittima l'antifascismo militante, anche quando si esprime con modalità terroristiche, non appartiene soltanto alla sinistra. Signori, noi ce ne laviamo le mani e anche i piedi? Assolutamente. Non pensiamo male del PPE o di Forza Italia, che ci sia stato un voto di... Ma no, ma come puoi pensare?
Silvia Sardone, probabilmente sono ancora insieme, si sono ritrovati quest'oggi a Macerata con Luca Buldorini, che è vicepresidente della provincia di Macerata e candidato della Lega al Consiglio regionale. Lo sapete, si vota molto importantemente in questo weekend nelle Marche e soltanto domenica in Valle d'Aosta. Nelle Marche pare che non ci sia storia, io non voglio adesso menare il camperlaia, ma dovremmo vincere alla grande. Lo stesso candidato di sinistra, di centrosinistra, Ricci, ha detto ma sarà molto difficile vincere, non so se ce la farò. Beh, questa mattina ci sono ritrovati i sostenitori, gli amministratori locali con la grandissima Silvia Sardone, e salutiamo tutti coloro che abitano nella regione Marche o che hanno parenti e amici, mi raccomando, fate un messaggino e ricordate che questa domenica e questo lunedì è meglio andare a votare, decisamente meglio. Roberto Calderoli, ragazzi, oggi è venerdì 26, Roberto Calderoli ad Aosta. Ieri c'è stato il generale Vannacci, oggi alle 14:30, tra 5 minuti, Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie, è ad Aosta città presso l'hotel HB per incontrare i cittadini sul DDL Montagna, che è stato approvato, ma non soltanto. Sapete le riforme, sapete com'è difficile portare a casa l'autonomia, stiamo combattendo come leoni e dobbiamo ringraziare certamente solo e soltanto Calderoli e la Lega, che riuscirà a portare a casa questa benedetta autonomia, visto che nella coalizione sì, è scritto nel programma di governo, ma c'è qualcuno che ha il freno a mano tirato. Non fatemi nominare ancora una volta Tajani, perché non è solo lui col freno a mano tirato. Giovedì 2 ottobre invece siamo la prossima settimana, giovedì 2 ottobre a Palmanova in provincia di Udine, bell'incontro anche qui, e se ci ascoltate dalla zona o se avete parenti o amici in zona è un appuntamento da frequentare, un incontro sulla sicurezza e sull'islamizzazione dall'Europa al nostro territorio. Giovedì 2 ottobre a Palmanova, Udine, ore 20 presso la sala combattenti e reduci in via Cavour 10 a Palmanova. Chi arriva? Anna Cisinte, europarlamentare della Lega. Anche lei ci è venuta a trovare al gazebo di Radio Libertà a Pontida, con Marco Dreosto, senatore della Repubblica Italiana, che spesso e volentieri sentiamo su queste frequenze, insieme al consigliere regionale della Lega Alberto Budai. Puro territorio, giovedì prossimo 2 ottobre a Palmanova in provincia di Udine, ore 20, sala combattenti e reduci, via Cavour 10, Palmanova, con Anna Cisinte, ragazzi. Da non perdere, perché si parla di territorio e si parla dei rischi che quotidianamente ce li vediamo davanti, ma bisogna parlare di flotilla. Certo, bisogna parlare di flotilla. Santa polenta! Facciamo anche i complimenti alla Lega Matteo Salvini e al senatore Manfredi Potenti della Lega per il primo volo con i cani di grossa taglia in aereo, seduti di fianco a voi, grazie alla Lega, grazie al centrodestra che ha fatto squadra, grazie in questo caso, lo devo dire, al senatore Manfredi Potenti, perché sta portando in giro per l'Italia queste cose stupende che sono l'amore per i nostri cani, i nostri gatti. Sì, io posso capire, molti di voi amano più gli animali degli esseri umani. Sai che comincio a capirlo seriamente. Beh, a parte il sottoscritto Sammy Varin ha 3 gatti in casa e non vi dico come si è ridotta la mia casa. Però posso capire per quello che sta succedendo. Guarda che bella foto. Il Dipartimento Tutela del Benessere degli Animali, chiaramente all'interno della Lega, questo cartonato con gatti, cani, cerbiatti, è scritto in grande amo tutti gli animali, e nel cartonato in questa foto c'è dentro Sammy Varin con il senatore. Belle cose, stupendo, ma soprattutto in questo caso un passo in avanti. Sì, ancora non tutte le compagnie lo fanno, ma se fate un voletto potete portarvi dietro il vostro cagnolino sempre senza rinchiuderlo nella stiva, e direi che è importante. Sì, gli appuntamenti da non scordare targati Lega li trovate sul sito legaonline.it.
c'è ancora una segnalazione, sempre dal Senato, con il senatore Centinaio, perché proprio l'altro giorno un senatore ha detto delle cose un po' strane parlando della terra dei fuochi. Ha fatto capire che le schifezze che sversavano e sversano tuttora purtroppo nella terra dei fuochi addirittura fossero buttate con l'assenso delle forze dell'ordine. Non posso crederci. Sentiamo l'intervento di Centinaio, che ringrazio perché mi ha fatto avere proprio immediatamente queste segnalazioni dall'aula del Senato. Sentiamolo. Senatore Navi, io l'ho lasciato intervenire perché, come sa, per me è abitudine lasciare esprimere a qualsiasi collega la propria opinione. Però sa benissimo che l'affermazione "i camion che sversavano scortati dalla polizia", se ne assume lei la responsabilità di quello che ha detto in un'aula di Parlamento. Eppure, Presidente, la cosa importante è che quando parlavamo con i contadini dei terreni limitrofi ci dicevano: ma non è che lo sversamento è sempre stato illecito. Negli anni alcune volte abbiamo visto i camion dei rifiuti sversare accompagnate dalle auto della polizia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Guardo lo specchio, perdo il flow. Sarò fuori di testa, ballo nella mia stanza sulla pelle. Sento le lacrime di noia e tuffe che coppia e incolla. Sono in down, sono un fantasma, sono ghost e sono asma. Lo sai, io non ci sto più. Paranoia e déjà vu. Sotto le nuvole mi cerco nello specchio e vado in caccia di una festa. Muoiono favole, sono persa fra le luci e sento esplodermi la testa. Guardo lo specchio, sento il flow. Sarò fuori di testa, ballo nella stanza sulla pelle. Sento le lacrime di gioia, fuoco e tira e molla. Turn up, perfezione, body witch, tipo Hermione. Lo sai, io non ci sto più. Paranoia e déjà vu. Sotto le nuvole mi trovo nello specchio e vado in cerca di una festa. Piovano favole, mi cello fra le luci e tengo il passo e già mi basta. Tutti animali, addio nucleare. Sul libro di fisica disegno la mia musica. Sotto le nuvole mi trovo nello specchio e vado in cerca di una festa. Piovano favole, mi cello fra le luci e tengo il passo e già mi basta. Sul libro di fisica disegno la mia musica. Ehi la musica indipendente, gli artisti poco conosciuti a livello nazionale, ma molto conosciuti
nella loro zona, nel loro territorio, applauditissimi, anche perché sono bravi, semplicemente non hanno il background, come si dice, non hanno la forza, la potenza per evocare una radio importante, per partecipare a un Sanremo, almeno in questo momento, ma domani chissà. Abbiamo ascoltato la canzone Specchi di una giovane cantante classe 2008, nata in Ungheria e poi trasferitasi in Italia all'età di 6 anni. Si chiama Victoria con la K e l'abbiamo in linea. Ciao Victoria! Ciao a tutti. Ehi, piacere, Victoria Buratti. Victoria, prima di tutto complimenti perché questa è una canzoncina simpatica, carinissima, Specchi, e poi c'è anche un significato che adesso ci racconti, ma soprattutto io sono curioso, molto curioso di te, perché si sa poco di questa Vittoria. Ho sentito che questa canzone praticamente l'ha incisa grazie alla vittoria appunto al contest Rumore BIM Festival, cioè ti sei aggiudicata la produzione di questo brano, è vero? Sì, esattamente. Praticamente sei stata la migliore, vittoria per la vittoria, e hai vinto la registrazione di questo pezzo e devo dire sta girando alla grande qui su Radio Libertà. Questa canzone rappresenta perfettamente il momento dell'adolescenza che tu stai vivendo, classe 2008, ragazzi, giovanissima. Che cosa hai voluto raccontare in questo pezzo? Quali sono le emozioni, le sensazioni della tua età che molte volte si dicono meglio in una canzone, si raccontano meglio attraverso una canzone che proprio dal vivo, è come ad esempio ti sto chiedendo di fare io in questo momento al telefono. Quali emozioni hai messo in questo pezzo, Vittoria? Sì, perfettamente, è proprio questo brano che io ho scritto, che l'ho scritto appunto per raccontare questo mio periodo che lo stanno passando tutti i ragazzi della mia età. È proprio una ricerca dell'identità, una voglia di scoprirsi, una voglia di farsi scoprire e di non rinchiudersi più in quello specchio. Noi spesso lo usiamo come cassaforte perché ci rinchiudiamo tutte le nostre emozioni, rinchiudiamo tutti i nostri modi di pensare, ci guardiamo allo specchio e riflettiamo su cosa fare, su noi stessi, un po' su tante domande generali che ci poniamo. Quindi Specchio è proprio questo, una ricerca, una voglia di uscire dalla propria stanza, di seguire il proprio percorso. E io attraverso questa canzone ho cercato di mettere più emozioni possibili, trasmissibili a tutti i ragazzi della mia età, quindi questo è più un brano indicato forse per ragazzi coetanei miei, quindi più per i ragazzi della mia età. Sì, l'emozione prevalente forse è quello della scoperta, quindi un po' dell'adrenalina, quella di scoprirsi, quella di non sapere benissimo cosa ci sta, cosa ci può riservare il futuro e tante altre sensazioni. E quindi sono felice di condividerlo con voi perché è stata una soddisfazione parlare di questo mio periodo così apertamente attraverso le musiche, la canzone, quindi è il modo più semplice che io ho potuto trovare. Bello, bello, bello. Signori, se avete figli o nipoti, questa canzone Specchi di Victoria la trovate facilmente sugli store digitali o semplicemente su YouTube. È un gesto interessante condividere questo pezzo e farlo avere proprio a chi è più giovane e sta vivendo le problematiche, ma le sensazioni anche belle e meno belle di chi si sta avvicinando alla maggiore età ma manca ancora un pochettino. E ragazzi, abbiamo tanti esempi di come si vive questa età molto spesso, e ti parlo per i miei figli, Victoria, che hanno 14 anni, quindi sono un pelino più piccoli rispetto a te, molto spesso prima di uscire fuori all'aperto mi viene in mente la chiocciolina, la lumachina che tira fuori pian piano le antennine, ma poi immediatamente le ritira dentro, se si avvicina a qualche cosa si li metti un dito davanti eccetera. Ecco, prima di tirare fuori le antennine i miei figli, ma
come fanno anche molti giovani, si isolano perché effettivamente a volte si ha paura, c'è da fidarsi, non c'è da fidarsi, e si isolano anche fisicamente con il famoso telefonino, con le cuffiette, gli auricolari. Non so se tu forse hai passato questa età dell'isolamento, stai mettendo fuori i primi passi o anche tu auricolari e cuffiette, Vittoria? È normalissimo avere questo mood di vita, perché ovviamente io, oltre alla musica, ho una vita normalissima come moltissimi altri ragazzi della mia età, e quindi cuffiette e canzoni, isolamento è diciamo che è alla base dell'adolescenza, è proprio la base. Vero. Ti allontani un pochino dai genitori, ti allontani forse da persone che ti fanno affrontare la realtà per come è veramente. Quindi tu cerchi in qualche maniera di crearti una propria realtà, quindi ecco, proprio questo isolamento è fondamentale, è un passaggio fondamentale. Se non ci sei è un po' strano, ecco, secondo me. Vedete come ci ha dato la sua versione, e per noi genitori magari, sai, a volte si crea anche un muro tra te e i tuoi figli, e quindi vorresti romperlo questo muro, e invece la Vittoria dice no, è importante un po' che ci sia anche questo muro, e di dare spazio ai figli, dare tempo ai figli di fare quello che vogliono, di fare i passi quando e come lo vogliono. È un'altra situazione interessantissima che apprezzo. Senti, ma Vittoria, io ho sbirciato sul tuo canale YouTube, perché qui nel comunicato stampa c'è scritto primo singolo ufficiale, eccetera. Ma ho sbirciato che c'è anche un album, perché tu sei italo-ungherese, sei nata in Ungheria, e questo ci piace tantissimo personalmente, ma io vedo anche qualcos'altro cantato nella tua lingua. Sei tu o è una che ti imita col tuo stesso nome? No, io non so la mia lingua nativa, lo dico subito. Sì. Sono venuta qua a 6 anni e letteralmente dopo ho cominciato a imparare l'italiano e non lo so proprio. Oh, ecco, per saperlo, perché giustamente uno poi cerca Vittoria e dice ma no, lei è Vittoria qua in Italia ormai dall'età di 6 anni, e vivi in che città vivi? Sì, io sono delle Marche, Porto San Giorgio, Fermo. E dai. Quindi insomma, splendida località che puoi abbracciare sia il nord che il centro che il sud, e a questo punto si fanno complicate le cose, perché quando esci da scuola andare a cantare nei locali verso sera, qui bisogna poi chiedere permesso a mamma, papà, eccetera. Quindi un passo alla volta per il momento, e soprattutto speriamo che i professori, cosa dicono i professori? Lo sanno che canti? Sì, lo sanno, mi hanno seguito più dei genitori forse. Dai! Perché vivendo ogni giorno vivendo ogni settimana a scuola, appunto, io raccontavo, perché quando avevo 14-15 anni, che già cominciavo a cantare, raccontavo un po' di tutto, perché quando si ha quell'età, diciamo che si comincia a raccontare, si parla anche forse senza pensare. Io raccontavo ogni minimo dettaglio di quello che facevo. Forse adesso sono un po' più chiusa, appunto per questo momento così, per queste situazioni dell'adolescenza, che preferisco tenermi un po' le cose per me. Però il brano, il fatto che facevo musica, il fatto che io ballo pure, è una cosa che loro hanno sempre saputo, e quindi giornalmente li avvertivo, giornalmente loro mi chiedevano quando usciva il mio singolo, quante volte andavo a settimana a cantare in accademia, o adesso pure Rumore Film Festival, io ho la finale adesso a ottobre, quindi mi prenderò dei giorni di scuola, e sempre per la stessa motivazione, la giustificazione loro la sanno, quindi ovviamente ormai si è creato un po' questo feeling tra me e i professori per quanto riguarda la disciplina canto. Stupendo, quindi li salutiamo caramente, i professori di Vittoria. Che scuola frequenti? Liceo classico, indirizzo Scienze Umane.
Fantastico, fantastico, bello tosto poi, fantastico, bello pesante. Brava Vittoria. Vittoria Buratti, la trovate facilmente sugli store digitali, su YouTube, ma soprattutto certamente anche su Instagram. Ti segnalo, mi ha fatto specie, ho apprezzato, qualche settimana fa eri in piazza anche tu il giorno della beatificazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, è vero? Esattamente, sì, è stato un giorno memorabile, io sono stata molto bene, forse è stato uno dei giorni più magici che io ho vissuto a Roma, tra l'altro, che è una città bellissima, non volevo andarvene. È vero, è vero, è vero, ma soprattutto quel momento, sai, parliamo di santi diversi dal solito e soprattutto Carlo Acutis è giovane, giovanissimo, comunicatore dell'era moderna, di internet e non soltanto. Ed è bello che una giovane come te, Vittoria, abbia partecipato a questa giornata di beatificazione, perché comunque, sai, oggigiorno comunicare in modo diverso, magari non parlando delle cose di cui parlano tutti gli altri, e per un artista come te è importantissimo, è sfiorare corde diverse, raccontando uno spaccato di realtà diversa, magari quella che si sente, magari anche la propria fede, e fai la differenza, ma soprattutto diventi sincera e a quel punto canti davvero con in mano il tuo cuore, ed è una cosa che secondo me chi ti ascolta la sente dentro. Quindi complimenti davvero, Vittoria. Noi aspettiamo il prossimo singolo a questo punto e siamo curiosissimi. Ci stiamo già lavorando. Lo so, è sempre così, e quando ne esce uno avete già pronto il prossimo. Vittoria Buratti dalle Marche, un abbraccione, buona musica e alla prossima canzone. Grazie mille, un saluto a tutti. Brava. Vittoria Buratti, giovanissima, non arriva a 18 anni e fa parte di quella schiera di artisti indipendenti che bussano alla porta di Sammy Varin scrivendo una mail, sammy.varin@radiolibertà.net, o ancora meglio certamente venendoci a trovare nei nostri studi di Milano, via Bellerio 41 Milano. Siamo l'unica radio sempre aperta dalle 7 del mattino alle 9 di sera. Provare per credere. Ultime notizie. Mattarella ha parlato alla flotilla dicendo fermatevi, accettate la mediazione, parlando anche del valore di questa missione, valore, ma signori, mentre vi parlo, l'appello viene respinto. Hanno detto no persino al Presidente della Repubblica, ma vogliono la scorta della polizia. Chissà se grideranno via la polizia. Vogliono la scorta? No, loro no, di certo. Diciamo che le forze politiche di sinistra l'hanno richiesta. Questa era l'apertura del sito del Corriere, ma anche Repubblica. L'appello di Mattarella alla flotilla: evitare rischi, accogliete la mediazione, e loro hanno detto no. Come andrà a finire secondo voi? Ditemi quello che pensate al 340 67 09 659. Noi certamente seguiamo la cosa e se state insieme a noi ne sapremo. Ancora a proposito certamente del delicato momento internazionale, ci sono i droni avvistati in Svezia vicino a una base della Marina Militare, allerta in Danimarca, le regole di ingaggio, se si vedono droni o se c'è qualche sconfinamento, intercettare e scortare anche nel caso di aerei. L'intervento del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha detto: l'aggressione della Russia non minaccia solo l'Ucraina, minaccia ogni nazione presente a questo consesso. E certamente, ve l'ho detto, non è un momento divertente, perché la Russia lo ha detto chiaramente: se ci abbattete un aereo, se attaccate un aereo, è guerra mondiale.
Non succederà, ma se dovesse accadere, e ve l'ho detto, tutte queste segnalazioni, tutte in una volta, hanno poi un fil rouge che le collega e che molti di voi stanno collegando in maniera non bella, diciamo così. Droni, GPS, MiG e allarme, rischio aeroporti in tilt e incidenti ad alta quota, scrive in questo momento La Repubblica. Nuovo allarme droni avvistati su base della Marina Militare in Svezia e su scalo aereo in Danimarca. Addirittura si parla di un duello tra jet nei cieli dell'Alaska e il Cremlino che dice se sparate è guerra. Così parla il sito di Repubblica. L'addio a Christian, minimo per voi che amate la musica italiana, era un grandissimo, fu definito la risposta italiana a Julio Iglesias. La pensione anticipata, certamente a 60 anni, come no, con il riscatto light della laurea, e puoi immaginarti quanti soldi avrai ogni mese. A proposito di soldi, uno strano appello, anzi no, è un consiglio della Banca Centrale Europea in caso di crisi. Sapete che cosa ha detto la BCE? Sembra incredibile. Di tenere contanti in casa almeno 70 euro a persona. Una retromarcia mica da ridere. Tenete contanti in casa almeno 70 euro a persona, sono i consigli della BCE in caso di crisi. Tan, ta, ta, ta. E sempre su Repubblica la Fenice abbiamo festeggiato la Venezi, nuova direttrice, direttora, dove dipende da che parte politica siete, della Fenice di Venezia. Gli orchestrali contro la Venezi dicono non ha il curriculum, revocatela, è stata convocata un'assemblea. Roba da ridere, anzi da piangere, perché semplicemente non è di sinistra, questo è il problema. Diciamo, possiamo dirlo, perché è la prima che non è di sinistra e questo non va assolutamente bene. Vergogna, vergogna, vergogna. Tacciamo di infinite cose, certo, sto per andarmene, minimo, me ne vado. Prima però, mi state richiedendo la Sardone. Il suo intervento a Pontida, ragazzi, ha fatto scrivere, ma soprattutto ha fatto sognare molti di noi e di voi. E allora sentiamone un minuto soltanto, ma grandissima, te l'ho detto, è stata più applaudita addirittura di Vannacci, il che è tutto dire. Silvia Sardone da Pontida. Che la battaglia più grande che dobbiamo... C'è. Io credo fermamente che la battaglia più grande che dobbiamo portare avanti nei prossimi anni sia quella contro l'islamizzazione dell'Europa e del nostro paese. Solo la Lega lotta contro il pericolo islamico. Quando la storia ci ha chiamati, noi ci siamo sempre stati. Noi siamo il popolo di Lepanto, noi siamo il popolo di Pontida e ci saremo tutte le volte in cui qualcuno oserà mettere in discussione la nostra identità, i nostri valori, la nostra cultura, le nostre tradizioni, la nostra libertà. Noi non siamo come la sinistra che in cambio di una manciata dei voti della comunità islamica svende ciò che siamo. Non un solo centesimo sarà concesso loro senza un accordo con lo Stato. L'Islam radicale è la spada che la sinistra vuole usare per tagliare la gola all'Occidente e noi non glielo permetteremo. Ragazzi, è direttamente dal palco di Pontida Silvia Sardone, questi sono alcuni estratti dei più gentili, devo dire, ma qualcuno so che se l'è messa come sveglia, come suoneria del telefonino, niente male. Questa, se non vi sveglia la Sardone, ok, mi state richiedendo Vannacci, no, va bene, ci mancherebbe, assolutamente.
Vannacci, pagina ufficiale Roberto Vannacci. Ieri in Val d'Aosta, guarda quanta gente, vi faccio vedere dal suo Facebook, guarda quanta gente che c'era ad ascoltare il vice segretario della Lega Roberto Vannacci. Vi ricordo che questa domenica, non lo dice quasi nessuno, si vota anche in Val d'Aosta, oltre che nelle Marche. Sarebbe bello che ci fosse un segnale un po' diverso, perché in Val d'Aosta ci sono, come in Sardegna, i famosi partiti autonomisti che poi alla fine sono partiti comunisti. Oh no, ma cosa dici mai? È vero, è verissimo, e questo alla fine porta voti esclusivamente alla sinistra. A proposito di Roberto Vannacci, vi ricordo gli appuntamenti con lui. Oggi venerdì alle 18 Massa Rosa in provincia di Lucca, Tiffany Caffè. Domani, sabato 27, alle 11:30, Pietra Santa, sempre Lucca, presso la sala Cecchi Pandolfini. Ma se ne sono aggiunti ancora, guarda un pochettino. Lido di Camaiore, Lucca, domani sabato ore 18:30, Pasticceria Rossano. E domenica 28 settembre alle 12:30 a Viareggio, presso il bar Galliano, Viale Marconi 227. Approfittate di questi eventi con il generale Vannacci. Sapete bene che anche la Toscana va al voto a metà di ottobre, e quindi sono occasioni bellissime per conoscere il generale e per capire anche quale personaggio avete davanti, perché una cosa è sentirlo parlare, parla benissimo, un'altra cosa poi è quando lo incontrate, quando lo guardate negli occhi. È una persona molto interessante, sicuramente con un carisma che merita di stare nella Lega. Sì, sto per andarmene, me ne vado, con un saluto anche a Pucciarelli, che viene qui fotografato proprio dallo staff di Vannacci a Pontida. Per penitenza è diventato leghista, scherza Roberto Vannacci. Forse dopo 2 anni si sta rendendo conto di cosa ha combinato. Ora non può fare a meno di me, è vero, perché il giornalista, collega Pucciarelli di Repubblica, era anche lui sul sacro prato di Pontida a fare la cronaca di questa giornata indimenticabile che abbiamo vissuto insieme, ma molti di voi non sono riusciti a venire, l'hanno vissuta ascoltando proprio Radio Libertà. E allora proseguite l'ascolto, signori, perché se è vero che Sammy Varin se ne va ringraziando la Sveva della pazienza, ma io ritorno, certo che ritorno nel weekend, nelle consuete repliche, tra cui vi segnalo quelli a partire dalle 12:30 con È tutto un magna magna e il meglio o il peggio della settimana, ma da lunedì si ritorna naturalmente al consueto orario. Questo di venerdì è stato un momento topico per confondere le idee al nemico. Da lunedì di nuovo insieme, è una minaccia, alle ore 7:30 per la rassegna stampa. Buon weekend e alla prossima. Avete ascoltato Potere al Popolo.